e stiamo per dare il benvenuto a un altro gruppo. Ecco, ci terrei a dire una cosa di questo gruppo. Questo è un gruppo di bambini delle scuole elementari di Nimis. In realtà è una classe con alcuni amici e questa classe ci dà un esempio incredibile. E qual è? Quello che in questa classe i genitori vanno tutti d'accordo, nessuno fa questioni, cercano di essere tutti all'unisono sia per quanto riguarda l'aspetto educativo che anche il fatto di stare insieme e di condividere le cose. E questo è un bel fatto, perché oggi noi genitori, quando si tratta dei giovani o dei ragazzi, mettiamo sempre verbo contrario. E quindi miele delle api, ok. Allora, vi presento il castrum, mamma mia che dolce, Nemafs, il castrum delle api. Arrivano le castrum Nemafs, le api di Nimis che sono sempre state fra noi fin dagli albori del nostro paese. Le violette lassù a Monteprato, tutte contente, hanno impollinato. I cerniere, le bianche margherite, hanno visitato e si sono divertite. Anche al Nimis sulle rose si sono posate, sui loro dolci petali si sono adagiate, sui tulipani di ramandolo hanno svolazzato. Queste creature fra le più utili del creato. Anche Torlano è stato dalle api baciato, quando con le zampette il tarassaco hanno abbracciato. Non Gruel